Le file di anziani in attesa di essere vaccinati fuori dal Palangarano hanno fatto il giro del Veneto. Qualcosa non ha funzionato, questo è ovvio. La cosa positiva è che è venuta tanta gente a vaccinarsi, quindi vuol dire che la gente sta rispondendo bene e questa è la cosa più importante. Purtroppo si creano code perché la gente ha la prenotazione ma arrivano in coda troppe ore prima rispetto all'ora della vaccinazione. Ci sono altre concause nella situazione di forte stress per il punto vaccinale di Bassano del Grappa. Noi stiamo anche risolvendo altri problemi organizzativi, stiamo migliorando sempre di più, però bisogna fondamentale che la gente venga non troppo tempo prima rispetto all'orario indicato nella prenotazione. Ed ecco quindi un appello ufficiale da parte della sanità della Pedemontana. Io vorrei lanciare veramente un appello a tutte le persone che vengono a vaccinarsi di venire in orario indicato nella convocazione. Basta pochi minuti prima, se si arriva 2 o 3 ore prima è ovvio che si creano code e assembramenti. Il direttore generale spiega anche nello specifico un esempio di come una persona può gestire la fase di avvicinamento alla vaccinazione. Se uno ha l'appuntamento ad esempio alle 10:30, basta che arrivi alle 10:15, 10:20. Se arriva alle 8:30 aspetta solo per niente, crea solo confusione. Dateci una mano perché se lavoriamo bene tutti assieme facciamo in modo che le vaccinazioni avvengano in maniera rapida. In ogni caso la situazione di questi giorni ha evidenziato i limiti già raggiunti dal Palangarano, tanto che si sta valutando un trasferimento al Pala 2. Questa nuova sede garantirà spazi più ampi e quindi la possibilità di gestire i flussi in modo più ordinato. Il trasferimento avverrà comunque dopo Pasqua.